Una vasta operazione di polizia, sulla quale mancano per ora comunicazioni ufficiali, ha sconvolto per un paio d'ore la tranquillità di via Perlan in zona Gazzera a Mestre. Sono circa le 10 di mattina, quando poco dopo che era rimbombato il suono di 3 colpi, secondo alcuni di arma da fuoco, il condominio al Civico 19 viene circondato da un dispiegamento di forze che qui non si era mai visto. Si parla di una decina di volanti e di un paio di camionette. Un elicottero sorvola la zona. Assieme alla polizia arrivano ambulanze e vigili del fuoco. La strada rimane chiusa per un paio d'ore. Poi c'è la smobilitazione. Andrea Fusati, consigliere di municipalità di Chirignago e Zelarino, abita di fronte. Verso le 9 e un quarto, 9 e mezza ho sentito 3 colpi, io ero in soggiorno qua e ho detto a mia moglie non mi sembrano petardi questi. Ho guardato anche ma non ho sentito gridare, non ho visto gente correre, scappare, fare cose come, quindi ho detto boh. Poco dopo però la piccola strada si riempie di polizia. Ho sceso giù e i carabinieri noi antisomos mi hanno detto entra dentro che siamo chiusi in sicurezza e ci abbiamo messo un po' di paura, niente di che. Ha sentito qualcosa degli Ho spari? sentito qualche colpo però ma non so se è uno sparo o uno sportello chiuso, può essere qualunque cosa. Ha avuto paura? Vabbè, un po' di preoccupazione l'abbiamo avuta tutti quanti, niente di che. Chiuso in casa e li aspettava. Se basta abbiamo aspettato. Un'attesa vissuta con preoccupazione che si è protratta per circa 2 ore. Chiusi negli appartamenti, i residenti non possono far altro che aspettare. Sparatoria hanno detto, 2 colpi da sparo, ma non si sa niente, cioè non si è capita bene neanche la scala giusta qual era, perché se di qua se di là non ci hanno detto nulla. I ha preso tutta la casa e ha guardato tutti gli appartamenti. Hanno controllato tutti gli appartamenti? Tutti gli appartamenti. Non sapevo niente perché cioè, ero a fare la spesa e sono arrivata adesso. A mezzogiorno la via sta lentamente tornando alla normalità e in diversi iniziano a parlare di un possibile falso allarme. Ho sentito l'allerta, io abito qui vicino, quindi ho voluto venire qua di persona per verificare. Dalle testimonianze che voi avete raccolto, più persone hanno sentito 3 colpi dalle 9 alle 9 e mezza, colpi che sembravano da sparo, quindi probabilmente è partita subito l'allerta alla Polizia di Stato e con i protocolli sono intervenuti.